È un po' il conto che ci sta presentando la storia degli ultimi 3-4 anni, che è la storia di un sistema di accoglienza completamente sbagliato, completamente sproporzionato su quelle che sono le prefetture, un sistema di accoglienza che ha tirato fuori regioni e comuni, che non ha previsto la loro partecipazione al sistema e che quindi è caricato tutto sulle prefetture, cioè su enti che già prima del fenomeno dell'immigrazione erano in seria difficoltà di organici e di strumenti. Si è scaricato, si è voluto scaricare per motivi politici anche il problema degli immigrati solo esclusivamente sulle prefetture, e questo è il conto che ci sta arrivando. Io penso che i delinquenti siano fuori dalle prefetture e non dentro. Continuo a pensarla così. Però ho il massimo rispetto per i magistrati, per le inchieste che stanno portando avanti, e sono fiducioso sul fatto che prima o poi la verità verrà fuori e sarà una verità che è favorevole a noi. Siete stati lasciati soli quindi? Ma siamo stati lasciati soli, tanto non abbiamo avuto quel sostegno, da parte degli uffici centrali che quando conveniva rispondevano, quando non conveniva non rispondevano alle nostre richieste. Quante volte abbiamo fatto quesiti che non hanno mai ricevuto risposta? Quante volte abbiamo chiesto di mettere in piedi un sistema di controllo delle presenze dentro i centri che fosse unificato per tutte le prefetture e consentisse alle prefetture di avere l'esatta situazione delle presenze all'interno dei CAS. Hanno preferito altre strade, hanno preferito dare importanza ad altre cose e adesso il conto lo stiamo pagando noi. Non voglio dire che siamo un capro espiatorio, insomma noi abbiamo cercato di fare il meglio di quello che potevamo con mezzi insufficienti e in mezzo a mille difficoltà. Voi siete i migliori testimoni di quello che è successo qui in Veneto. No? Eravate qui tutti i giorni in prefettura. Avete visto le barricate quando si trattava di aprire un CAS. Avete visto i tentativi di sabotaggio delle strutture per motivi ambientali, per motivi urbanistici, perché gli scarichi non sono a norma, perché avete visto le proteste dei vicini di casa. Quindi diciamo il contesto era un contesto che era ostile ai CAS, ostile all'accoglienza. In un contesto del genere che cosa è nato, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che i prefetti non hanno trovato altro di meglio che mettere in piedi delle grandi strutture là dove trovavano delle aree da allestire. È proprio questo il punto, che queste grandi strutture non sono compatibili con i bandi, con i capitolati che il Ministero dell'Interno da Roma, quindi non da una posizione che sta sul territorio, che conosce i problemi. Da Roma hanno deciso che i capitolati dovevano essere fatti in un certo modo, come se le prefetture avessero pieno organico, mezzi sufficienti, collaborazione delle altre forze di polizia, tutte cose che non c'erano.